Potrebbero arrivare nuove disposizioni in materia di rimpatrio per i minori stranieri non accompagnati. Ad annunciarlo durante la trasmissione Ring di Antena 3 condotta da Ferdinando Avarino, il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, parlando del nuovo decreto legge in materia di immigrazione e giustizia che dovrebbe approdare nell'aula del Senato questa settimana e che allinea l'ordinamento italiano alle regole del patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Qui la Lega vuole inserire la proposta di rivedere la procedura per il rimpatrio assistito volontario dei minori stranieri non accompagnati, spiega Ostellari. La nostra intenzione è quella innanzitutto di abbassare l'età, quindi non più garantire una protezione totale al minore straniero non accompagnato che arriva nel nostro paese fino ai 21 anni, ma ad esempio portarla ai 19, se non anche ai 18, e già lì abbiamo un notevole risparmio. Poi però vogliamo che quei minori stranieri non accompagnati che commettono reati nel nostro paese e che non vengono qui per mancanza di una famiglia di origine, ma vengono qui con ben altre intenzioni, siano riaccompagnati a casa. Attualmente la legge Zampa del 2017 garantisce il divieto assoluto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati. Noi vorremmo che la competenza passasse quindi al prefetto, decisioni quindi più veloci e decisioni comunque sempre a tutela anche dello stesso minore, perché se il minore, che ne so, egiziano, ha effettivamente una famiglia di origine in Egitto, è forse più giusto che se ne torni in Egitto, se qui è nel nostro paese per commettere reati e per non ovviamente seguire un programma che dovrebbe essere un programma utile per salvare i ragazzi. Noi vogliamo salvare i ragazzi, ma salviamo quelli che però lo meritano. All'interno degli istituti penitenziari minorili, continua poi Ostellari, la metà della popolazione è composta da minori stranieri non accompagnati. Gli istituti penali minorili, che noi tra l'altro abbiamo aumentato, abbiamo aperto altri 3 nuovi istituti penali minorili con spazi, con tutte le attività rieducative possibili e immaginabili, ma il 50% è formato da minori stranieri non accompagnati e sono solo adesso, oggi, il 13.000. Da 20.000 siamo passati a 13.000 a livello nazionale di presenze. Eppure la metà dei nostri detenuti stranieri all'interno degli IPM è purtroppo costituito da loro.